Torniamo in diretta e adesso vi faccio vedere il passaggio del libro di Giorgia Meloni. Secondo me nessuno ha sottolineato, non so se l'avete visto o letto da qualche parte, io no. Leggo adesso il libro perché adesso a maggior ragione è di attualità e in quest'anno non ho avuto il tempo prima di adesso, ma insomma sarà il futuro Presidente del Consiglio come ormai abbiamo inteso. Camani, l'ho letto io per lei, insomma, perché secondo me non l'ha letto. Allora adesso si ricollega, va bene. E voglio ricordarvi il sondaggio. Cosa sta raccontando in questi passaggi, in queste pagine Giorgia Meloni nel suo Io sono Giorgia? Il 2018. Ora, ricordate quante trasmissioni abbiamo fatto qui, letto, forse visto anche un foglio a firma di tutti, sul cosiddetto patto anti-inciucio, il quale patto anti-inciucio conteneva anche un patto per l'autonomia delle forze politiche del centrodestra che si presentavano nel 2018, cosa che si è tentata anche adesso, no? Con questo famoso documento sempre per l'autonomia chiesto dai governatori. Racconta Giorgia Meloni. Del resto, durante la campagna elettorale, qui dice poi Salvini tenta la strada, no, con i 5 Stelle perché non vanno alla conta dei numeri in Parlamento, si tenta un'alternativa. Del resto, durante la campagna elettorale, avevo proposto il famoso patto anti-inciucio. Ricordo lo stesso patto che doveva avere a fianco il patto per l'autonomia, no? Che volevano tutti i partiti del centrodestra, chiedendo ai miei alleati di escludere in ogni caso, dopo il voto, alleanze al di fuori del perimetro della coalizione di centrodestra. Ma la mattina della manifestazione in cui questo impegno solenne avrebbe dovuto essere sottoscritto, mi ero ritrovata da sola. E già, per la proprietà transitiva, se non hanno firmato il celeberrimo patto anti-inciucio, non hanno firmato neanche quello per l'autonomia. Cioè, secondo me, una porzione di rilievo politico questo fatto ce l'ha, dopo tutto quello che qui abbiamo commentato anche per anni. Adesso io non volevo mettere in difficoltà, però questo secondo me è un poi dopodiché è la stessa Meloni che dice non me l'hanno fatto firmare, poi Salvini appunto è andato col 5 Stelle perché è stato un esperimento, diciamo, anche della precedente legislatura. Prego.